ritrovati dunque gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, torna la voce del Friuli come sempre su Video Regione 1, il lunedì appuntamento dedicato ai consumatori attivi, è venuta a trovarci Valentina Bertoli che è una collaboratrice, Buonasera. avvocato tra l'altro, dei consumatori attivi per parlare di cose molto importanti perché siamo già a febbraio e adesso bisogna cominciare tra passaggi di partita IVA e via dicendo, dobbiamo parlare anche del famoso contenzioso, no? Con il fisco. E allora oggi cerchiamo insomma di capire come fare e soprattutto cosa poter fare alla fine, no? Esatto, allora oggi parliamo in generale di cartelle esattoriali, quindi un argomento abbastanza temuto e in particolar modo della pace fiscale. Partiamo prima di arrivare diciamo al nocciolo della questione, quindi che cos'è la pace fiscale, a una considerazione generale, no? Nel momento in cui il contribuente riceve una cartella esattoriale, quindi un avviso di pagamento, diciamo non bisogna spaventarsi a priori, ecco, non bisogna subito allarmarsi. Questo perché? Perché qualche volta l'Agenzia delle Entrate commette degli errori, questo è possibile, quindi noi come associazione consumatori attivi diamo sempre indicazione ai nostri associati di verificare innanzitutto che il tributo o comunque la somma richiesta sia effettivamente dovuta e in secondo luogo che non si sia verificata la prescrizione, no, della cartella. Certo. Quindi appunto non spaventiamoci, compiamo sempre queste verifiche perché può anche essere che la cartella che ci è stata notificata in realtà si sia già prescritta. Una volta fatte queste considerazioni preliminari, quindi verificato effettivamente che quanto richiestoci è effettivamente dovuto, che cosa dobbiamo fare? E dobbiamo ricordarci che la cartella va pagata entro 60 giorni. Certo. E non sempre però i nostri associati, ma in generale i contribuenti, possono, soprattutto in questo periodo, permettersi o comunque non riescono a pagare immediatamente tutta la somma ovviamente richiesta e comunque se riescono a farlo, non riescono a farlo in un'unica soluzione. Certo. Quindi la pace fiscale, quindi l'argomento di cui andiamo a parlare proprio è uno strumento, sono un insieme di strumenti che il legislatore ha voluto attribuire ai contribuenti proprio per poterli agevolare, quindi per far sì che riescano in qualche modo ad adempiere alla propria obbligazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Quali sono questi strumenti? Partiamo subito ad analizzarli perché ce ne sono tanti. Il primo è la rottamazione. Ricordiamoci già che già negli anni precedenti, con le precedenti leggi di bilancio, erano state introdotte la rottamazione 1 e la rottamazione bis. Siamo arrivati alla rottamazione ter. Che cosa comporta? Quali vantaggi ci dà questa rottamazione? Ci dà la possibilità di andare a pagare la somma richiesta dall'Agenzia delle Entrate sgravata di tutte quelle che sono le sanzioni innanzitutto e gli interessi di mora, quindi noi paghiamo solo l'importo dovuto in linea capitale. Certo. Che non è ovviamente è un bel aiuto comunque per chi non riesce. Facciamo un esempio abbastanza banale, no? Giusto per dare anche dei numeri, no? Magari c'è qualcuno che ha diciamo così, è fuori col fisco, ecco, Esatto. la cifra, non so, potrebbe aggirarsi dai 5 anche 10, insomma, abbastanza Esatto. pesante, invece di pagare 20 o 10 più interessi, paga esattamente quello che gli chiedeva il fisco. Paga la cifra iniziale, senza gli interessi, senza le sanzioni. E oltre a questa agevolazione, che cosa si può fare con la rottamazione? Si può chiedere una rateizzazione, che è una rateizzazione anche abbastanza interessante, diciamo, perché ci consente di pagare in 18 rate, massimo 18 rate, spalmate, diciamo, in 5 anni. E la domanda deve essere necessariamente presentata entro il 30 di aprile di quest'anno del 2019 diciamo ulteriormente ricordiamoci che nel caso in cui per le eventuali scadenze che ci fissasse l'Agenzia delle Entrate e se ipoteticamente diciamo non paghiamo entro la data prestabilita ma paghiamo anche solo entro 5 giorni successivi, non verremo gravati di ulteriori sanzioni. Quindi per fare un esempio, se mi danno come scadenza la giornata odierna, io se pago comunque entro i prossimi 5 giorni, fino ai prossimi 5 giorni. Ecco, 5 giorni, attenzione, 5 giorni lavorativi o 5 giorni
Sono 5 giorni lavorativi solitamente, quindi entro 5 giorni lavorativi io comunque so che ho questo margine. Prima invece se sforavo di una giornata ovviamente rischiavo addirittura di perdere il beneficio, no? Certo. E, quindi questa è la rottamazione ter. E un'altra importante misura, anche interessante, è il saldo stralcio. Quando è che abbiamo il saldo stralcio? Lo abbiamo nel momento in cui omettiamo di effettuare un versamento, ad esempio alle casse professionali, piuttosto che all'INPS, piuttosto che dei versamenti dovuti diciamo, per le diverse imposizioni fiscali. Quindi ci dimentichiamo, non lo versiamo, abbiamo la possibilità di ottenere questo saldo stralcio, quindi significa che a seconda del nostro reddito e quindi dell'ISEE, diciamo, che presentiamo annualmente, rientriamo in una serie di scaglioni e a seconda dello scaglione di appartenenza paghiamo solo una percentuale rispetto all'intero importo dovuto. Chiaro. Quindi ovviamente tanto più basso sarà il reddito, tanto maggiore, diciamo, sarà lo sconto, per dire banalmente, che possiamo si va, come si dice, a fare 1 più 1. Anche esatto. Perché è una cosa importante da sottolineare, no, Avvocato, quello del discorso che molto spesso magari a certi imprenditori, ma anche liberi professionisti, se sono iscritti, diciamo, al normale regime IVA, rischiano veramente di trovarsi poi collassati, perché è facile fare 1 più 1 uguale 2, però poi i soldi bisogna incassarli, no? Esatto, sì, ovviamente si deve essere sotto una certa soglia, la soglia è di 20.000 euro, insomma, poi appunto dicevo ci sono diversi scaglioni, però effettivamente può essere un bel aiuto, insomma. Chiaro. Senta, per quanto riguarda invece queste nuove opportunità, cioè ad esempio coloro che da quest'anno passano al regime forfettario e dunque hanno la possibilità di arrivare fino a una quota, diciamo, di 65.000 euro e si trovano però nella stessa condizione in cui devono gioco forza pagare delle rate allo Stato. In questo caso voi avete già delle direttive oppure è ancora tutto, diciamo così, in fase ancora embrionale? No, diciamo che appunto è ancora in fase embrionale, poi logicamente noi sempre all'associato, al consumatore, insomma, che si rivolge comunque a noi, chiediamo di portare ovviamente la documentazione, perché ogni caso in generale deve essere adattato alla situazione concreta, al caso concreto, bisogna lavorare guardando ovviamente i documenti, le carte e considerando anche la situazione personale, economica del singolo, insomma. Certo. Quindi va valutato caso per caso. Chiaramente, insomma. Un'altra domanda che le porgo è questa: negli ultimi anni c'è un incremento in richieste di aiuto per quanto riguarda poi il discorso relativo a rientrare in amicizia col fisco? Sì, questo sicuramente. Diciamo che nella nostra esperienza non di rado, ecco, abbiamo visto diciamo, dei consumatori, dei contribuenti rivolgersi a noi, sia diciamo da quando è entrata in vigore soprattutto la rottamazione, che appunto è stata d'aiuto a molti consumatori. Anche l'anno scorso con la rottamazione bis siamo riusciti con successo, diciamo, a risolvere positivamente numerose situazioni. In molti casi, diciamo, le cartelle, come dicevo prima, erano state prescritte, quindi abbiamo potuto eliminarle definitivamente. Quello che non si è potuto eliminare tramite la prescrizione è stato possibile, diciamo, inserirlo nell'ambito della rottamazione. Tra l'altro, ecco, questo lo voglio sottolineare, a prescindere dalle misure, diciamo, introdotte dallo Stato con queste leggi di bilancio, quindi la rottamazione piuttosto che il saldo stralcio e così via, in generale l'Agenzia delle Entrate, e lo ricordo appunto per tutti coloro che avessero un reddito abbastanza basso, dà la possibilità in generale comunque di effettuare delle rateizzazioni, e ricordo che a seconda poi appunto del reddito è possibile basarsi su un piano diciamo base che prevede fino a un massimo di 72 rate, e invece per tutti coloro che diciamo presentano una situazione reddituale ancora più gravosa, ecco, è possibile arrivare fino a 120 rate, quindi a dilazionare in questo modo. Chiaro.
Quindi il consiglio in generale che diamo è appunto sempre, una volta che si è ricevuta una cartella esattoriale, recarsi presso associazioni di consumatori piuttosto che studi legali, insomma, o comunque da figure che possono in qualche modo aiutarci, perché non sempre la situazione è così grave come sembra e possiamo... Sì, perché magari la cartella esattoriale arriva e poi chiaramente la cifra è messa così secondo i calcoli fatti dall'Agenzia delle Entrate, perché l'Agenzia delle Entrate magari non sa che diciamo, il contribuente in quel momento ha avuto dei problemi e via dicendo. Questi ti mandano la cifra, devi pagare entro 5 giorni o 60 giorni, altrimenti ti veniamo a casa e ti facciamo tutto il resto. Rispetto agli anni scorsi, anche questo rapporto tra contribuente e Agenzia delle Entrate, ricordiamo Equitalia che faceva diciamo da tramite, avete notato che c'è stato un certo ammorbidimento, diciamo così, sono un po' ammortizzati meglio le cose, o sono ammortizzate meglio, oppure c'è ancora un po' di difficoltà? Le dico, rispetto appunto ai casi che noi abbiamo potuto trattare, abbiamo visto comunque in generale una certa disponibilità anche nei confronti del contribuente, quindi laddove ovviamente ve ne fossero le condizioni e quindi laddove la situazione economica lo consenta e ovviamente ci siano tutti i requisiti, l'Agenzia delle Entrate generalmente viene incontro, ecco, al contribuente. Ricordiamoci però che, come ben lei diceva, dobbiamo attenerci a quelle che sono le tempistiche, quindi una volta notificata la cartella il termine è di 60 giorni, quindi non lasciamo trascorrere vanamente questo termine, ma adoperiamoci prima, ecco, perché una volta trascorsi l'Agenzia delle Entrate può intervenire poi anche coattivamente, quindi tramite pignoramenti, sequestri, quindi questo è bene saperlo, ecco, dobbiamo intervenire in tempo utile. Ecco, poi andiamo a concludere. Una cosa molto importante, lei ha sottolineato, ricordarsi anche da parte vostra in questo momento che ci state guardando, che se ci sono delle necessità da presentare portate tutte le carte a disposizione, perché potrebbe capitare, ripeto, che vi arrivino cartelle esattoriali su incassi che effettivamente non avete mai fatto, perché voi il cliente insolvente, voi che non c'era la possibilità di recuperare il credito eccetera, però le fatture sono state emesse e dunque di conseguenza l'Agenzia delle Entrate guarda quello, non guarda i vostri problemi. Però dall'altra parte, come ha sottolineato l'avvocato, se rientrate in una certa quota perché effettivamente documentato che tale situazione è, c'è la possibilità, come vi è stato detto, insomma, di poter poi ammortizzare la reale spesa che dovete alla fine allo Stato. Questa è la cosa importante, no? Ecco. Esatto, quindi generalmente poi appunto una volta che il consumatore si mette in contatto con l'associazione noi andiamo anche ad elencare i documenti che eventualmente ci servono, in generale sicuramente le cartelle, ma poi potrebbero essere utili ovviamente anche le varie dichiarazioni, insomma l'ISEE, insomma a seconda di quello che dobbiamo andare a verificare chiederemo a ciascun consumatore, a ciascun contribuente la documentazione che c'è più utile, ecco. E alla fine, avvocato, per quanto riguarda poi le controversie, è andata a buon fine, ecco, in questo caso la percentuale è positiva o c'è ancora... È abbastanza positiva, poi le dico, prima di arrivare appunto a una controversia vera e propria, ovviamente noi cerchiamo di risolvere tutto prima e quindi sì, l'anno scorso abbiamo avuto dei buoni riscontri appunto con la rottamazione bis, in molti casi è stato sufficiente presentare la domanda che proprio si trova anche online sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, allegare ovviamente i documenti e nel giro di qualche settimana abbiamo ottenuto dei riscontri positivi da loro, quindi in questo senso sì, laddove ce ne siano i requisiti l'Agenzia delle Entrate viene incontro al contribuente. Io ringrazio l'avvocato Valentina Bertoli che ci ha illustrato quelle che sono le opportunità a favore dei contribuenti con il contenzioso verso lo Stato. Diamo appuntamento a lunedì prossimo per quanto riguarda lo spazio dedicato a consumatori attivi. C'è, come vedete, anche un numero di telefono sotto, anche un indirizzo di posta elettronica. Se qualcuno di voi ha dei problemi eccetera ci può contattare in redazione, poi noi man mano passeremo, come si dice, la pratica a consumatori attivi nel caso in cui ci siano veramente delle necessità. Questi spazi servono proprio esclusivamente a questo. La Voce del Friuli torna domani, noi adesso lanciamo il nostro videogiornale, stessa rete, stessa ora. Mandi!